Il turismo internazionale in Veneto, secondo Banca d'Italia. La cassaforte dello Stato ha contabilizzato che i visitatori esteri nel 2014 hanno speso da noi 4 miliardi e 800 milioni di euro, l'1,3% in più rispetto al 2013. Il turismo in Veneto vale da solo il 14% del totale italiano. La nostra regione l'anno scorso ha raccolto la pacifica invasione di un crescente numero di turisti cinesi, brasiliani, russi e indiani, i cosiddetti paesi dell'area BRIC, che hanno speso in Veneto 296 milioni di euro, ben il 40% in più rispetto al 2013, un dato superiore a tutte le altre regioni. Gli stranieri puntano dritti alle città d'arte, Venezia la meta di maggior peso. Il peso della provincia di Venezia è aumentato all'interno della regione, probabilmente una politica potrebbe essere quella di cercare di far conoscere meglio destinazioni secondarie meno conosciute, insomma far conoscere più il territorio. Aumenta del 5,4% la spesa del tradizionale turista tedesco, che ha scelto in particolare il lago, dove gli incassi sono saliti del 9%. Calate di poco in Veneto le vacanze di francesi e giapponesi. In difficoltà il settore balneare, anche per la ripresa dell'Egitto. L'Università di Ca' Foscari, che ha integrato con i propri dati quelli della Banca d'Italia, ha evidenziato come con la legge regionale del 2013 si sia raggiunto un buon equilibrio tra intervento pubblico e privato nel settore turistico. Io mi sento di dire che anche rispetto ad altre situazioni regionali l'integrazione, l'interazione pubblico-privato in questo caso c'è stata e credo che porterà anche dei frutti nei prossimi anni. Infine, in tutta Italia nel 2014 il turismo internazionale è aumentato del 3,6%, molto di più dell'export, che si è fermato al 2%.